Sono stato una settimana a casa, documentandomi su tutti i temi caldi, cercando ispirazioni da qualsiasi cosa, da libri, da film, TG o forum. Ha sentito parlare di quella campagna Coglione no? Finalmente qualcuno che urla e fa la voce grossa su questo enorme problema. Capisce? Milioni di creativi in Italia, tutti i giovani desiderosi di farsi un mazzo enorme, sottopagati a causa di un sistema che non investe sull'innovazione e sulla comunicazione. A tutti i miei 134 amici su Facebook si stanno ribellando. Postano giorno e notte notizie riguardanti questa mini rivoluzione. Certo, in effetti pensandoci, se tutti fanno i creativi, gli altri lavori chi li fa? Sono andato al supermercato a fare la spesa e ho chiesto in giro. Ho parlato prima con il mio macellaio. Mi dice: sì, è un bel problema. Meno male che qualcosa si sta smuovendo. Come lo taglio il filetto? Accanto a me c'era una signora piuttosto anziana che ascolta e osserva la scena. Si avvicina dicendomi: ah, che bello, questi giovani che si danno da fare. Ai miei tempi non c'erano tutte queste idee. Lavoravo duramente in un panificio, tornavo a casa, stiravo, cucinavo e mi svegliavo alle 3. Ho fatto così per 30 anni. Ora è tutto gestito dai miei nipoti. Sa, dopo la loro laurea hanno deciso di aprire anche una salumeria. Parla della salumeria che hanno aperto il mese scorso? Interrompe un ragazzo che avrà avuto la mia età, vestito da operaio. Era ora di pranzo e con lui c'erano altri 6 ragazzi della mia età, tutti operai. No, anzi, uno aveva la divisa della DHL. Sì. Allora mi saluti suo nipote. Eravamo colleghi di università. Vado alla cassa e trovo un mio ex compagno di scuola davanti a me. Abbiamo parlato di questo enorme problema che affligge i creativi d'Italia e mi ha dato ragione. Lui fa il postino, mentre, se non ricordo male, sua sorella... che ragazza... Lei mi pare faccia l'estetista e pare che si sia pure sposata. Paga e mi saluta. Andava di fretta. Alla cassa trovo un altro amico che da 10 anni fa il cassiere in questo supermarket. Mi dice: ah sì, l'ho visto su Repubblica il filmato. Devi darti da fare. La concorrenza è spietata. E state diventando sempre di più. Continua così. Sei rimasto soltanto tu, di tutti i nostri ex compagni, ad inseguire il tuo sogno. Ti ricordi quando disegnavamo sul banco Junior e Vegeta? Sarebbe stato bello continuare gli studi. Salutami tanto e digli che ogni tanto può farsi una partitella con noi. Non sarà l'unico idraulico del paese. Capisce, dottore? Il problema dei creativi in Italia è importante. Stiamo diventando troppi, troppa offerta e poca domanda. Rischia di fossilizzare il settore. Con tutti questi creativi, dove finiremo?
mettono su Flickr belle foto in bianco e nero. I nati nel 69 fanno i camerieri al centro e scrivono racconti, ne hanno pubblicati 2. Le velleità ti aiutano a dormire quando i soldi sono troppi o troppo pochi e non sei davvero ricco né povero davvero, nel posto letto che non paghi per intero. Nel 79 suonano in almeno 2 o 3 gruppi e fanno musica datata. I nati nel 59 tengono corsi di teatro, quando va bene si rimorchiano le allieve. Le velleità ti aiutano a scopare quando i soldi